Sono le 8, buongiorno a tutti, bentrovati a Buongiorno Sicilia da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da Lorena Dolci, e tra poco torneremo con la lettura dei giornali. E noi iniziamo questa nostra puntata di Buongiorno Sicilia proprio con i fatti dell'ultimo minuto, perché andiamo a una operazione che riguarda 35 arresti per associazione mafiosa e traffico di droga. Si riferisce a persone legate alla cosiddetta mafia di Niscemi. C'è stato anche il sequestro di 2 aziende di Catania e di Favara legate coinvolte nel business degli oli esausti. Ci sarà una conferenza stampa in mattinata, ma intanto sentiamo il nostro Gerry Italia. È scattata all'alba una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. In campo circa 200 militari con il supporto delle unità cinofile, dello squadrone di cacciatori di Sicilia e del nucleo elicotteri. Nel mirino un sistema criminale radicato nel territorio di Niscemi. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di 35 persone, 32 in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono pesanti: associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, l'infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi in un settore insospettabile ma altamente redditizio: la raccolta degli oli vegetali esausti. Secondo gli investigatori, il comparto sarebbe stato di fatto monopolizzato attraverso accordi imposti con ditte colluse, ora sottoposte a sequestro preventivo. Il valore delle imprese sequestrate supera i 6 milioni di euro. Ma non solo economia. Le indagini hanno fatto emergere anche una rete organizzata di spaccio di cocaina e marijuana, un sistema strutturato in cui per vendere droga sul territorio era necessario ottenere una vera e propria autorizzazione dall'organizzazione mafiosa in cambio di denaro, della disponibilità a collaborare con il gruppo. Documentati oltre 200 episodi di cessione di stupefacenti che confermano, secondo gli inquirenti, il controllo capillare del territorio e delle attività illecite. Quindi una grossa operazione della quale tra l'altro vi daremo ulteriori dettagli nel corso dei nostri telegiornali, ma intanto con le novità non finisce qui, Lorena. Sì, c'è un'altra notizia dell'ultima ora. I militari della Guardia di Finanza di Messina, con gli ispettori in servizio all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INPS, dai controlli su 2 gestori di stazioni di servizio a Barcellona Pozzorigotto, siamo in provincia di Messina, hanno scoperto 27 lavoratori in nero e 31 lavoratori irregolari, elevate sanzioni pecuniarie per oltre €500.000. E adesso qualcosa che non avremmo voluto raccontarvi, anche se purtroppo dopo i giorni di ricerche vane si rafforzava sempre di più la possibilità che il giovane danese di 14 anni che si era tuffato nel mare antistante la spiaggia di Eloro, siamo nel territorio di Noto, appunto non fosse più in vita. Purtroppo è arrivata la certezza ieri pomeriggio. Sentiamo. Lo stesso mare in cui si era tuffato 5 giorni dopo lo ha restituito. Il corpo è stato trovato poco prima delle 16 in quella direzione, verso nord, quindi verso Avola, ma in realtà a pochi metri da qui, il punto in cui da venerdì scorso il giovane Jack era scomparso in mare. Dopo il bagno con la fidanzatina, il nulla. 14 anni, danese. Di lui si era persa ogni traccia. Era arrivato in questo hotel a Noto, a 2 passi dalla spiaggia di Eloro, una settimana fa. Sono stati giorni di superlavoro per vigili del fuoco, guardia costiera e protezione civile. Hanno setacciato ogni centimetro, anche con elicotteri e droni in volo, ma niente. Poi i sommozzatori lo hanno trovato qui, sul fondo, a 15 metri. Sul corpo di Jack nessuna ferita. Immenso il dolore dei genitori non ancora arrivati e della famiglia della ragazzina, che con la figlia è chiusa in camera. Stiamo mettendo tutto l'aiuto per lei, grazie a Dio che oggi il corpo sono trovati. Grazie a tutti. Un dolore difficile, se non impossibile da raccontare, che ha scosso tutti. Una tragedia nella tragedia. Naturalmente oggi è il momento del silenzio e della vicinanza alla famiglia da parte di tutta la nostra comunità. Ma non è la prima volta che in questa zona accade un fatto del genere. Già in passato altri hanno perso la vita così. E purtroppo Lorena insomma, è andata così e i giornali ovviamente ne parlano stamattina. Sì, lo troviamo sulla Sicilia, nelle pagine proprio di Siracusa. Il turista danese
trovato senza vita nel mare di Eloro. Erano state 5 giorni di ricerche, lutto in questa città, disperati ovviamente i familiari. I sub avevano effettuato decine di immersioni senza mai trovare traccia del giovane, che era stato trascinato al largo nel corso di una mareggiata di venerdì, che poi lo ha riconsegnato alla terraferma con il moto del risacca. Un tragico gioco di correnti lo ha riportato quasi al punto di partenza, incastrandolo tra le rocce che sta nel confine tra la spiaggia e il mare aperto. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità davanti ad una tragedia che ha spento ogni speranza. Resta impressa l'immagine di un adolescente felice che solo pochi giorni prima correva verso l'acqua, ignaro che quel tuffo sarebbe stato l'ultimo. E adesso a Niscemi, la frana, secondo il nuovo report della Protezione Civile, certamente non fa dormire sonni sereni. Il fronte resta instabile, si punta su un monitoraggio e riduzione del rischio. Sentiamo. A Niscemi la frana continua a muoversi e il rischio resta alto, è quanto emerge dal terzo report redatto per la Protezione Civile dal gruppo di esperti guidato dal professor Nicola Casagli. Il sistema franoso viene descritto in una condizione di instabilità evolutiva, con un pericolo che non può essere considerato superato. Gli studiosi indicano una strategia basata su monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e, dove è necessario, anche la delocalizzazione di abitazioni e infrastrutture. Un punto è chiaro: non sarà possibile mettere in sicurezza l'intero versante. Le dimensioni della frana, la profondità dei movimenti e la natura dei terreni rendono impraticabile una stabilizzazione definitiva con opere strutturali. Il modello attuale resta preliminare, servono nuovi studi per comprendere meglio le cause e l'evoluzione del fenomeno, mentre prosegue il controllo dei movimenti e dei fattori di instabilità. La linea operativa è quella di una gestione graduale del rischio, controllo delle acque, aggiornamento costante delle mappe di pericolosità e limitazioni all'uso del suolo nelle aree più esposte. L'obiettivo è ridurre progressivamente l'impatto sul centro abitato, ma la frana al momento resta una minaccia aperta. Lorena. E quella della frana è stata una delle due grandi emergenze della primavera insieme al ciclone Harry. Adesso però arriva l'emendamento salva ristori. Ciclone Harry, via libera della Camera a questo emendamento. La Camera cioè ha approvato quell'emendamento che permette di superare l'impugnativa del Consiglio dei Ministri sulla norma della Regione siciliana che esimeva dall'obbligo di presentazione del DURC, il documento unico di regolarità contributiva, per le imprese che beneficiano di fondi e l'esenzione del pagamento dei canoni di concessione del demanio di competenza regionale dopo i danni dovuti al ciclone Harry. Un risultato, dice la Regione, già concordato tra Governo nazionale e Regione siciliana, che garantisce un quadro chiaro e senza ostacoli per gli adempimenti contributivi e fiscali. Insomma, una misura che assicura continuità e serenità alle imprese senza rischi o incertezze sul fronte dei contributi. A margine ricordiamo che l'MPA si dice soddisfatto, ma a causa di questa impugnativa si è perso del tempo prezioso. E adesso alla politica, è in bilico ancora, è comunque in sospeso come dire, le attese dimissioni di Elvira Amata, all'assessore, dopo il rinvio a giudizio. Ma sentiamo. La sua sorte era legata alla decisione del GIP. Adesso che il rinvio a giudizio per l'assessora Elvira Amata è arrivato, i nodi del rimpasto vengono al pettine. Il dubbio non è se l'esponente di Fratelli d'Italia si dimetterà, ma solo quando. Schifani non commenta, si attendono le mosse del partito della Meloni, che tra qualche giorno invierà in Sicilia la sorella Arianna e il suo plenipotenziario Donzelli, a cui è delegata la scelta politica. Il processo per corruzione per l'Amata, che ha scelto il rito ordinario, comincerà il 7 settembre. Condannata a 2 anni e 6 mesi con il rito abbreviato, l'imprenditrice Cannariato. Secondo la procura, tra le due c'era un patto per l'assunzione del nipote dell'assessora in cambio di un contributo ad una manifestazione patrocinata dalla Cannariato. I segnali che filtrano dai meloniani vanno nella direzione delle dimissioni. Questo farebbe scattare un impasto più ampio. In giunta resta ancora infatti il vicepresidente Sammartino, rinviato a giudizio per corruzione, senza contare il presidente
presidente dell'Arse Gaetano Galvagno a processo per peculato. Ad un anno dal commissariamento in Sicilia, Fratelli d'Italia alla resa dei conti. La base chiede di applicare anche nell'isola le regole che alla fine hanno costretto a fare un passo indietro a Daniela Santanchè, Andrea Del Mastro e Giussi Bartolozzi. Le opposizioni alzano il tiro contro i guai giudiziari della maggioranza e chiedono a gran voce le dimissioni dell'Amata. E intanto, come dicevamo, per il momento resta tutto com'è. Sì, non si è dimessa, però dicevamo appunto di certo c'è che si dovrebbe dimettere, anche se il problema è quando, perché c'è appunto, come scrive Repubblica, questo braccio di ferro che porta anche l'Arse, l'Assemblea regionale, alla paralisi. L'assessora rinviata a giudizio resiste in attesa dei big di Fratelli d'Italia nell'isola. Abbiamo sentito appunto dovrebbe venire Arianna Meloni, lei non si è presentata in aula, saltano i lavori. Insomma, quello che si sta giocando è una partita a scacchi fra gli alleati proprio dopo il rinvio a giudizio per corruzione di Elvira Amata. A 24 ore dalla decisione del giudice l'unico effetto è un'attesa carica di tensione che si trasferisce anche all'Assemblea regionale. Lei appunto è rimasta intanto al suo posto. Il presidente della regione Renato Schifani, confermano i ben informati, al momento non avrebbe alcuna intenzione di chiedere ad Amata di dimettersi, perché da Fratelli d'Italia il messaggio è chiaro, soprattutto dopo la stretta della Premier Giorgia Meloni sui casi Del Mastro e Santanchè, aggiungerei anche appunto Bartolozzi. Se i meloniani sotto inchiesta vanno via, lo stesso deve valere per gli alleati, cioè per il vice di Schifani, San Martino, che ha un processo per corruzione in corso e che di lasciare la poltrona non sembra proprio intenzionato. Se Schifani non chiede anche una parte di Fratelli d'Italia, si rifugia nell'attesa con la base che freme per i troppi indagati lasciati ai loro posti. Allora, tante notizie fin qui, tante altre notizie nel proseguo della rassegna. A te, Lorena. Sì, allora cominciamo dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani regionali, andiamo a vedere quelle appunto relative alla Sicilia, e qua c'è rimpasso, si decide a Roma, dove per tutti i partiti la Sicilia è una sciagura, e poi invece la fotonotizia al centro, guardate questi simpatici vecchietti di Enna che non volevano essere sfrattati dal centro di aggregazione che li accoglieva e pensate l'hanno occupato, da qui non ce ne andiamo, dicono, e si sono barricati. E poi c'è anche questa curiosità, un libro su Carlo d'Inghilterra, le sue donne, ma anche l'amore per l'isola, per la nostra Sicilia che ha visitato tante volte. Anche Repubblica Palermo dedica l'apertura al braccio di ferro su Amata, le dimissioni dell'assessore a processo per corruzione restano congelate in attesa dei vertici di Fratelli d'Italia. E poi ci sono invece le intercettazioni su quell'operazione che ha portato a 32 arresti con le mani della mafia sopra in particolare le aste giudiziarie. Dicevano i boss, con le aste si fanno i soldi, e questo era l'ultimo business della mafia Brancaccio. E poi qua invece andiamo a Scicli, l'ufficio di Montalbano, quell'ufficio reso famoso dalla fiction, dal lavoro a giovani e disabili, e qua troviamo ancora a Enna gli sfrattati dal comune, gli anziani occupano il centro, e sembrano ben contenti di portare avanti questa battaglia. Prima pagina della Gazzetta del Sud, guai giudiziari ancora qui e conflitti politici, la giunta Schifani davanti al bivio, Liberty Lines e la Cassazione respinge tutte le misure cautelari, l'inchiesta si ridimensiona. Dunque abbiamo visto il versante delle dimissioni dell'Amato, ma anche Forza Italia, ci sono molti mal di pancia, i vertici del partito non hanno ancora scelto, Illizza, Mulè, Minardo o un papa straniero, il governatore chiede udienza a Tajani. A questo punto qualunque scenario è aperto per i berlusconiani siciliani che devono assorbire l'onta di essere l'unica regione in cui è intervenuta Roma, con lo stop al congresso e il via libera al commissariamento. Se la celebrazione del congresso e la conta delle tessere non era immaginabile in questa fase segnata dai veleni tra le correnti, non è ancora tempo per la scelta di un nome unitario che venga a mettere ordine nel partito, e quindi sono più di un problema.
E poi dicevamo appunto il rinvio a giudizio dell'Amata che diciamo attiva e accelera il rimpasto in giunta, il rimpasto che passa da Roma. Nell'enigma della giunta è caccia grossa alle donne, cioè alle famose quote rosa. Le scelte sul governo Schifani dipenderanno soprattutto da decisioni della segreteria nazionale. Forza Italia, lo dicevamo, attende il commissariamento, mentre Fratelli d'Italia deve affrontare il caso Amato e resta appunto ingarbugliato il nodo delle quote rosa. E veniamo poi a questa operazione sulle aste giudiziarie. Il consulente dei clan, questo ragioniere un po' insospettabile, che diceva: con le aste giudiziarie ci facciamo i soldi. Vulcano era a totale disposizione dei boss, sigilli a diverse società, sequestrati 7 immobili sottratti agli acquirenti con le minacce. Che cosa diceva di sé questo Vulcano, Giuseppe Vulcano? Io non sono di mezzo la strada, si vantava Vulcano, sono nato dietro la scrivania. E anche se iniziava ad avere qualche preoccupazione per i continui arresti, siccome abbiamo certe cose aperte, diceva nelle intercettazioni, ci dobbiamo mettere il giubbotto antiproiettili e stiamo facendo una bella cosa di là. Hanno arrestato a quello che ci apriva. Insomma, il consulente al servizio dei boss non si perdeva d'animo, anzi aveva una bella squadra di collaboratori per fare le sue belle cose. E intanto vediamo come vive Brancaccio questo blitz, dove appunto si è svolto. Brancaccio vive il blitz in silenzio, lo Stato qui non si vede, il salumiere dice tante spese di avvocato per dimostrare che non pago il pizzo, il parroco, serve qualcosa di alternativo alla mafia. Ricordiamo che qui c'è stata una reazione, sia pure minima, da parte dei commercianti. In 3 hanno denunciato su 18 estorsioni denunciate. Nella precedente operazione nessuno dei commercianti aveva parlato, anzi poi erano stati denunciati per favoreggiamento. E veniamo a questa vicenda che avevamo visto anche in apertura. Non ci sfrattate, i nonni occupano il centro. Enna, il comune intima di liberare il luogo di aggregazione, ma gli anziani si rifiutano di lasciarlo. Questo posto per noi è vita. Dunque hanno deciso di ribellarsi facendo una sorta di resistenza passiva per non lasciare il centro anziani dell'amicizia, che è poi il loro luogo di ritrovo dopo che il comune ha revocato l'affidamento all'associazione che lo ha gestito negli ultimi 10 anni. Il motivo è il rinnovo della concessione che dovrà passare attraverso un nuovo bando, ma quello è lo spazio dove ogni giorno gli anziani si incontrano, fanno partite a carta, biliardo, cene e anche pomeriggi danzanti. Addirittura i più assidui, scrive Pier Elisa Rizzo, lo frequentano anche di mattina. Quindi è diventata davvero una seconda casa. E così una settantina di anziani, tutti ultra ottantenni, chi addirittura con la sedia a rotelle e chi col bastone, si sono seduti e hanno inscenato un sit-in senza bere né mangiare per 6 ore, finché l'avvocato dell'associazione hanno trovato una mediazione con il vice sindaco. A quel punto gli anziani hanno liberato i locali, quindi hanno vinto questa battaglia. Sarà il comune a gestire a proprie spese l'apertura del centro in attesa che venga fatto il bando per l'affidamento, e mi sembra una soluzione ragionevole che tiene conto anche delle esigenze di questi anziani. E adesso vediamo, siamo sulla Sicilia, questa immagine dall'alto, sicuramente da un drone, che ci mostra il progetto di rigenerazione urbana di piazza Pietro Lupo, dove ormai è scomparso anche quello che rimaneva, quella sorta di scheletro del centro sociale occupato. Questa è piazza Pietro Lupo, è la vicina piazza Angelo Majorana. Ricordiamo, è stato finanziato un progetto con i fondi del PNRR. Ci sarà un parcheggio allargato con zone a verde e delle colonnine. Naturalmente continua ancora i divieti di transito. E poi andiamo a Mondello. Mondello un po' nel caos e dopo la revoca della concessione ultracentenaria alla società italo-belga, società che ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa, e nascono anche vari dubbi sui bandi. La società ha presentato appello contro la bocciatura del TAR di un mese fa e c'è anche un pericoloso stallo sulle concessioni brevi.
Se è vero che nessun piano sopravvive al contatto con la realtà, allora quale che fosse il piano per la prossima stagione balneare di Mondello non sta funzionando. Non funziona né per la società italo-belga, che invece di continuare a gestire gli storici stabilimenti si è vista prima revocare la concessione e poi bocciare il ricorso al TAR. Ma le cose sembrano non funzionare bene neanche per la Regione, che per i bandi per le 13 mini concessioni brevi che starebbero raccogliendo pochissime adesioni, ottenendo in compenso i ricorsi sia di Italo-Belgo che di altre società. E tutta questa situazione di stallo mentre naturalmente si avvicina l'estate. E poi andiamo a vedere ancora a Palermo. La RAP fa arrivare la differenziata in 3 rioni, ma la città rimane ultima, direi. Parliamo di Palermo insieme un po' a Catania, che hanno veramente delle percentuali bassissime di differenziata. E poi questa notizia che arriva dalla Soprintendenza del Mare: tutela del mare, indagini nel blu, brucoli tra storia e nuovi misteri, si va alla ricerca di possibili rotte dei bronzi di Riace, che come vi abbiamo raccontato più volte sarebbero stati scoperti non a Riace, cioè a largo delle coste calabresi, ma proprio nel Golfo di Brucoli. Adesso, per trovare conferme a questa tesi, la Regione Siciliana, in collaborazione con la Soprintendenza, intende individuare nei fondali della Sicilia nuove aree di interesse archeologico. Insomma, si va a scandagliare questi fondali per trovare tracce, conferme a questa che finora è un'ipotesi molto ben documentata. E poi appunto dicevamo le visite di Re Carlo in Sicilia, raccontato in un libro appena pubblicato, ad esempio la sua visita sull'Etna. Partimmo subito a bordo di una jeep, Carlo fu davvero gentile con tutti, chiacchierando molto anche con le guardie forestali, un'immagine concreta e quasi domestica che restituisce il senso anche intimo del volume Le donne di Carlo. Dalle pendici dell'Etna alle gole dell'Alcantara, Carlo si muove con vera curiosità, osservando, disegnando, interrogando chi quei luoghi li vive. Emblematico è l'episodio quasi simbolico della pulizia improvvisata delle gole dell'Alcantara. Il principe, insieme ai suoi amici, si offre di raccogliere i rifiuti lasciati dai turisti, un gesto semplice ma rivelatore di una sensibilità specifica che trova proprio in Sicilia una delle sue espressioni più concrete. Mi pare che proprio ieri Carlo diceva su altri giornali che la sua grande passione effettivamente è la natura. È la natura. E allora, per il momento, ma solo per il momento, Lorena prende fiato e noi andiamo a guardare la situazione traffico a Catania in questa immagine che ci mostra lo snodo dell'ex Tondo Gioeni. Ovviamente, lo diciamo, ovviamente trafficato, nonostante ecco, questo piccolo momento, ma adesso ci spostiamo su un'altra zona. Vi assicuriamo che quello snodo lì è oggettivamente sempre a quest'ora piuttosto congestionato dal traffico delle auto. Ci siamo spostate sul viale Vincenzo Giuffrida, che oggi onestamente è davvero un tappeto di auto in ingresso in città, Lorena, quindi ancora peggio degli altri giorni. Cercheremo anche di capire come evolverà questa giornata. E poi andiamo a un'altra immagine che invece insomma è un po' più rassicurante, quindi evidentemente diciamo, si scorre sulla circonvallazione. Esatto, è in un'altra zona della città, perché qui come vedete Viale Odorico da Pordenone invece è piuttosto scorrevole. L'Etna, la bellissima cartolina dell'Etna, quella sprazzo di neve che naturalmente continua ad esserci. Sì, e ieri leggevamo proprio che paradossalmente ci sono dei corsi per i maestri di sci che si tengono non sulle Alpi o sugli Appennini, ma si stanno tenendo in questi giorni proprio sull'Etna, che ha una innevazione eccezionale che prevedono che durerà ancora per qualche giorno. Ci stupisce perché le temperature a livello del mare sono davvero alte in alcune insomma, si sono ore della mantenute giornata. Forse basse per tanto tempo, e adesso vedremo forse probabilmente uno scioglimento naturale, però finché resiste è bellissimo potervi mostrare questa magia. Adesso la magia la guardiamo
non la guardiamo perché si vede veramente poco, quindi il fattore nuvole qui incide in modo particolare. Siamo a Taormina, è comunque una bella cartolina della nostra terra. Ci fermiamo per una pausa, torniamo subito dopo per la rassegna stampa nazionale e internazionale. E dopo una brevissima pausa, tornati in studio a Buongiorno Sicilia, tutti i fatti nazionali e internazionali con Lorena Dolci. A te. Ed eccoci a questa seconda parte. Tutte le prime pagine dei giornali riportano in ampio spazio gli insulti sciocchi, gli insulti sensisti, le offese che sono state lanciate da questo presentatore della TV russa alla nostra premier Meloni, e poi lo stallo nei negoziati, nelle trattative tra Iran e Stati Uniti che ieri avevamo annunciato come se fossero imminenti. Allora andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Ecco qui vediamo Mosca, insulti shock in TV a Meloni, l'attacco in italiano da parte del conduttore Soloviev, la replica propagandista di regime. C'è stata poi grande solidarietà alla premier. Intanto in Iran saltano i negoziati. Andiamo a vedere adesso la prima pagina di Repubblica. Anche qui vedete da Mosca insulti in TV a Meloni, il conduttore filo Putin accusa la premier di aver tradito gli USA. Solidarietà bipartisan, Roma convoca l'ambasciatore russo. E poi e ancora La Stampa, invece apertura dedicata al pasticcio migranti, scontro sul premio agli avvocati per le espulsioni, Meloni insiste, correttivi ma la norma resta. È centrale invece la notizia, insulti di regime. E allora andiamo a vedere appunto di che insulti si tratta, cosa gli ha detto questo presentatore. Tra gli insulti gli ha detto donnuccia fascista. Sembrava una delle sue solite filippiche contro gli ucraini e i loro alleati europei, ma poi si è trasformata in uno dei più virulenti attacchi contro la premier. Parlando un italiano un po' forzato, Vladimir Soloviev, propagandista in capo russo, ha ricoperto Giorgia Meloni di insulti. Gravissime e offensive dichiarazioni le ha definite il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre la Presidente del Consiglio non si è lasciata scomporre. L'attacco è arrivato il 16 aprile scorso, il presentatore parlava dell'esercito ucraino, un esercito di vigliacchi e infanticidi, basta avere pietà nei loro confronti, bisogna annientare anche i loro alleati in Occidente, l'Europa è entrata direttamente nella guerra contro di noi. E poi appunto si è lanciato in una serie di offese in italiano contro quella che ha chiamato Giorgia Putta Meloni, vergogna della razza umana, bestia umana, idiota patentata, che brutta donnuccia cattiva, insomma, eccetera, eccetera. Tradimento è la parola che più ricorreva in questo ovviamente attacco da parte del propagandista. La Premier appunto ha reagito, non ci intimidisce, Mattarella indignato, ho convocato l'ambasciatore russo che replica, è una cantonata, avete preso una cantonata, cioè non è come dite voi. Ma andiamo adesso a vedere che cosa succede a Islamabad. Ieri appunto avevamo annunciato questo secondo round di negoziati che poi invece non si è avverato. In effetti c'era un grande clima di incertezza. USA e Iran litigano su tutto, ma non solo, litigano anche all'interno dell'Iran. È congelato il vertice di pace, poi la proroga della tregua. La delegazione di Teheran si rifiuta di partire per Islamabad e Vance resta negli Stati Uniti. Trump dice aspetto una proposta per i Pasdaran, è solo un trucco. Pasdaran che aspettavano che venisse tolto il blocco degli Stati Uniti sul Golfo di Hormuz. Vediamo che cosa succede dietro queste notizie, quali sono il retroscena. Non si parla più di missili o di regime change, cioè il crollo dei Pasdaran. Tutto adesso ruota attorno alla rinuncia all'uranio arricchito, che però sarebbe difficile da ritrovare, si diceva ieri. Tra le righe delle minacce, il frenetico susseguirsi di post ad ogni ora del giorno, ma anche della notte, traspare il disperato desiderio di Donald Trump di raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Eppure sono proprio le parole del presidente americano e la sua evidente
l'evidente incapacità di comprendere le dinamiche di Teheran a rendere questo obiettivo difficile da realizzare. Questa è l'analisi di Natalie Tocci. Ma vediamo dall'altra parte cosa ci racconta il Corriere della Sera. Un altro fronte, quello iraniano, altrettanto diviso tra le varie anime di questo fronte. Nel cuore del regime teocratico si sta consumando uno scontro soprattutto sul controllo del potere e l'assenza di un leader alimenta le faide interne. Leader che, dicevamo, ricordiamo, è stato rimasto ferito nei primi giorni dell'attacco e non ha più dato notizia, non si è più fatto vedere. Mentre si attende a Islamabad con un aereo da Teheran che non decolla, Mohammad Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo della delegazione negoziale, provoca Donald Trump su X usando la sua stessa formula. Venderanno la guerra come scusa per rendere di nuovo grande cosa, scrive storpiando lo slogan del presidente americano Make America Great Again. Non partiamo, dice, devono cambiare le condizioni sul tavolo. Il team iraniano non arretra di un passo e continua a mettere gli americani davanti ad un muro compatto quasi impenetrabile. Questa rigidità non nasce solo dalla sicurezza di avere in mano la carta dello stretto di Hormuz, il collo di bottiglia da cui passa il destino del petrolio mondiale, ma affonda anche nelle faide interne che hanno lacerato il regime dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. E diciamo anche che il regime di Teheran si sta dimostrando, non secondo nessuno, anche sul fronte della propaganda, con i tanti meme che diffonde, che, come dire, non sono secondi neanche agli americani che poi li hanno investiti. Allora, le conseguenze di questa situazione, conseguenze che paghiamo un po' tutti. La stampa si chiede, anzi il Corriere della Sera si chiede infatti che estate sarà. Ce lo stiamo chiedendo un po' tutti perché chiaramente il caro carburanti influisce anche sui trasporti aerei e quindi sui viaggi. E ci dice il Corriere della Sera che sono in calo le prenotazioni per la stagione. L'Unione Europea tra l'altro prevede sì al rimborso se un volo viene annullato a causa dell'eccessivo costo del kerosene, ma nessun risarcimento, cioè si ottiene solo il rimborso del biglietto, ma non un risarcimento per il danno eventuale subito. C'è chi ha già ricevuto la notizia dell'annullamento del proprio viaggio aereo, ad esempio negli Stati Uniti, perché la straordinaria fluttuazione del prezzo del petrolio seguita ad un'imprevista carenza di approvvigionamento, ha spiegato la compagnia aerea, è fuori dal nostro controllo. E proprio ieri l'Unione Europea ha avvertito che appunto se un volo viene annullato a causa dell'eccessivo costo del jet fuel, cioè il carburante degli aerei, il diritto al risarcimento sussiste. Il diritto di risarcimento non sussiste, ma esiste solo il rimborso del biglietto. E questo appunto è rimborsato solo il biglietto. Lufthansa taglia già 20.000 voli. Mi sa, Roberta, che ci dovremmo organizzare le vacanze dietro porta come si faceva ai tempi del Covid, e noi non va neanche tanto male. No. Vi volevo leggere questa notizia che troviamo qua in basso, che è davvero una curiosità. In tanti forse ricorderete l'incidente avvenuto nel Lago Maggiore, dove è affondato uno yacht con a bordo degli 007 israeliani. La notizia ufficiale era che c'era stato un incidente, un tornado, e che era affondato, insomma cause naturali. Adesso si scopre che lo 007 morto sul Lago Maggiore lavorava ad un'operazione contro Teheran perché è stato ricordato ufficialmente mentre preparava operazioni contro Iran, hanno detto i vertici, e quindi ulteriore conferma di quanto già si sapeva da tempo. La tragica gita in barca dove morirono 4 persone era in realtà un incontro fra spie, un'operazione dei servizi segreti italiani in collaborazione con quelli israeliani, e quindi si desume che l'operazione sia stata fatta dai servizi segreti iraniani.
Veniamo adesso alla cronaca italiana. Loredana travolta col fuoristrada prima di essere uccisa dall'ex, escono altri dettagli sull'ennesimo femminicidio, e poi strangola la moglie e si impicca i corpi dei musicisti trovati dal figlio, quindi una scia che ancora si allunga, coltellato e lanciato dal terrazzo l'assassino di Vincenzo e l'amico. I suoi resti sono stati cercati per più di un mese. E poi sentiamo la professoressa sospesa perché, per spiegare il riassunto, aveva tagliato, pensate, le ciocche agli alunni. Ora lei si giustifica e dice: uno scherzo, stavo scherzando ma ho sbagliato, in classe faccio un po' di teatro, con i ragazzi serve. In questo caso forse è andata però un po' oltre. E poi c'è sempre la vicenda dell'escort, del pacchetto fornito ai calciatori che compravano serata, alcolici, palloncini con gas esilarante e anche l'escort. Costo 3.000 euro a notte, così si divertivano i calciatori e l'escort disse: sono incinta. C'è poi una notizia che riguarda il ponte sullo Stretto di Messina e siamo in chiusura. Il presidente del Stretto di Messina dice no al bis. Lui è Giuseppe Recchi, preferisce scendere dal ponte sullo Stretto di Messina, ha scritto al vertice di Eni e Telecom Italia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dicendo appunto di non voler proseguire l'incarico di presidente che gli era stato affidato nel 2023, quando era stata, per così dire, riportata in vita, quasi riesumata, la società concessionaria dell'opera nel momento in cui il progetto sembrava pronto ad essere avviato. Noi ci fermiamo qua. Roberta, te grazie Lorena, che tra l'altro insomma ritroveremo fra un po' prima della chiusura della nostra trasmissione. Noi adesso ci fermiamo, tra poco i nostri ospiti, parleremo con Antonio Presti, con l'assessore Petralia del Comune di Catania, parleremo di bellezza con Antonio Presti e dunque di Librino. A tra poco. Eccoci qua, ve l'avevo annunciato prima della sigla. Io do il benvenuto con un piacere enorme ad Antonio Presti e all'assessore Giovanni Petralia, assessore al verde urbano del Comune di Catania. Ben trovati. Allora, quando vedo Antonio Presti, insomma, io mi illumino, perché parliamo di grande bellezza, ma anche della volontà di fare di questa bellezza qualcosa che possa restare nel tempo, no? Antonio Presti vuole, esige, chiede legittimamente che questo lavoro fatto nel tempo della sua vita resti sempre, resti per sempre, è vero? La vita è un comodato d'uso. Il tempo che noi festeggiamo sono gli anni, mentre il valore di essere è l'attimo. E quando un artista dedica la propria vita a donare l'arte, la bellezza, la conoscenza e crea poi i figli di questo percorso, di questo processo artistico, ecco, l'importante è che un buon padre lasci sempre questi patrimoni, queste opere alla visione del futuro, al rispetto del futuro. Io qui a Catania da più di 20 anni ho lottato per il quartiere di Librino, soprattutto per la gente di Librino, una popolazione, una comunità di grande affetto, di grande civiltà, di grande umanità, di grande rispetto, perché a volte si parla delle periferie, dei luoghi, con dei nonsensi che a volte, ecco, queste sono le opere, questa è l'ultima opera della Porta dei Sogni, 100 cavalli, che ho installato nel bivio di Via Lenitta, la sedia gigante con la luna che restituisce la visione del sogno. Queste grandi, le lepri che danno al Librino all'ingresso quel valore di identità, perché magari non si sa perché si chiama Librino, mentre in passato era un luogo abitato dalle lepri. Ecco, tutte queste opere da una parte nel processo artistico educano la bellezza, dall'altra parte con la condivisione con oltre 30.000 persone ha restituito nel percorso di 20 anni, ecco, quel diritto alla cittadinanza che questa volta passa attraverso la bellezza. Ecco, la comunità di Librino nel rispettare le opere,
perché lo vorrei dire anche alla città di Catania, ai catanesi. Io parlo da straniero. È vero. Ecco, vedere la porta come nuova, che nessuno si è permesso di toccarla. Se io la facevo questo, forse al Corso Sicilia, forse sarebbe stata vandalizzata. A Librino, e io all'ingresso del quartiere ho scritto questa bellissima frase: un rispetto è misurato, quello porta l'aveva portato. Gli abitanti hanno rispettato, la porta manifesta la bellezza, è diventato un grande museo a cielo aperto d'arte contemporanea e spero con l'amministrazione di guardare al futuro, perché è proprio il futuro che mi fa un po' paura. Un futuro che queste grandi opere non devono finire con chi le ha create, col fondatore. Adesso io devo guardare al futuro, che non sono io, che non è neanche questa amministrazione. Il futuro è il divenire. È il divenire. E in quel divenire bisogna trovare l'armonia di gestione di questo grande museo a cielo aperto, che Catania ce l'ha come orgoglio. Forse i catanesi lo devono capire una volta per tutti, che a Librino c'è il più grande museo a cielo aperto d'Europa di una periferia che Catania non ha. Quando parliamo anche della capitale della cultura, ecco, Librino risponde con la cultura come luogo che restituisce la visione della bellezza. Certo. E questo va rispettato. Allora, dobbiamo mettere un sigillo, Assessore, dobbiamo andare oltre a quell'accordo nato già nel 2024. In che modo? Diciamo, l'amministrazione aveva già avviato prima un percorso con una delibera di giunta che mostrava come atto di indirizzo quello che era la volontà di intraprendere questo percorso con il maestro Presti, che ci ha onorato della sua arte e ha donato un museo incredibile. Io ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo bene. È un museo incredibile, bellissimo, in una zona particolare della città, lo sappiamo tutti. Dopo questa delibera di giunta e poi un protocollo d'intesa che il maestro Presti ha sottoscritto direttamente con il sindaco Enrico Trantino, Sì. In qualità di assessore al verde abbiamo anche poco tempo fa, ed è questo l'oggetto appunto di oggi, firmato anche una convenzione perché appunto al di là delle opere che sono bellissime e che appunto hanno reso speciale un quartiere difficile della città, queste opere vanno mantenute appunto e vanno tenute in condizioni adeguate nel tempo. Ecco, la Convenzione ha proprio questo obiettivo, quello di dare il massimo supporto alla Fondazione Presti anche per quanto riguarda la manutenzione e la cura del verde. Loro si impegnano a farlo, però l'amministrazione deve dare tutto il supporto possibile. Appunto nel dettaglio, ad esempio, come supporto alla progettazione tecnica, la fornitura idrica, elettrica, quindi per quel che compete all'amministrazione bisogna anche nel futuro dare il giusto sostegno, il giusto supporto per fare in modo che queste opere restino nel tempo. Allora, cercheremo di capire poi in che modo questo potrà proseguire anche oltre questa amministrazione, perché Antonio Presti diceva così, non parliamo di questo tempo immediato, ma parliamo di un futuro lontano. Pensavo all'arte e alla creatività di Antonio Presti, che certamente avrà nel cassetto ancora desideri, no? Perché non ci si ferma mai. Ci sono desideri che Antonio Presti immagina per un futuro lontano, una sorta di eredità anche non solo nella cura, ma anche nella realizzazione di nuove opere. Il sogno è sognare. Il desiderio è desiderare, l'amore è amare. Se decliniamo all'infinito queste istanze dell'anima e del cuore che un artista trova sempre come il respiro della propria vita, ecco, a Librino adesso questo grande progetto insieme con l'amministrazione non mi piace. Ecco, questo lo devo dire anche con un po' di critica. Cioè? Non mi piace andare a Librino e vedere le opere in mezzo alla spazzatura, al degrado, con la gente che dice giustamente sì, noi le abbiamo rispettate, ma poi tutto questo va in abbandono. A che serve se vince la spazzatura? Ecco, io con questo progetto anche civile, di educazione alla cittadinanza e anche politico, vorrei affermare in nome di tutte le periferie, che non è solo naturalmente Librino a Catania, ma abbiamo le testimonianze dello Zen a Catania, a Palermo, Scampia a Napoli. Ecco che un luogo come Librino
Da una parte noi possiamo educare le nuove generazioni a togliere la spazzatura, a fare il discorso sempre che facciamo ogni giorno sulla differenziata, e questo è un processo. Dall'altra parte, se io ho 10.000 bambini con le mamme di Librino, come esempio, Sì. e come fatti, Sì. perché adesso c'è il fatto che grazie all'assessore abbiamo firmato questo accordo, non stiamo a discutere la differenziata, la monnezza, la gente, l'educazione, stiamo a discutere da una parte spazzatura, dall'altra parte fiori. E allora io sono stato un periodo anche così, non molto bene, ho chiesto a Sant'Agata, quando abbiamo fatto le candelore per la prima volta a Certo. Librino, ho chiesto un aiuto per Librino. E Agata mi ha detto, dice, mi cantano la canzone che ho gli occhi come una stella e la bocca come una rosa. Perché non vai al Librino dei miei devoti e chiedi ai miei devoti di piantare le rose a vita? Io penso che se il Librino risponde piantando rose, ecco, è una posizione diversa, spirituale, etica, civile. Non vogliamo togliere la spazzatura, ma noi vogliamo piantare rose. Ecco, dei bambini che piantano le rose è un approccio, un'istanza civile, di educazione e anche di visione. Perché quando io ora, fra 6 mesi, e spero che con l'assessore costruiamo questo bellissimo percorso sia didattico che sociale, fra 6 mesi, se quando entriamo a Librino, nelle aree pertinenti alle sculture, vediamo rose, orchidee, prati verdi, acqua, pulizia, è una visione che educa, e lì l'amministrazione poi si deve assumere anche la responsabilità di far diventare tutto Librino così, se c'è una volontà civile di dare a questa comunità il diritto alla cittadinanza che passa solo piantando rose. E il piantare le rose per Sant'Agata significa anche educare i ragazzi alla cura. In questo momento, nelle nuove generazioni, che manca la parte spirituale, non è solo piantare rose, ma è averne cura. Allora, E in Antonio, questo mi fa piacere fare anche un appello a tutti i privati, alle aziende, alle imprese, perché con l'amministrazione abbiamo l'accordo tecnico, burocratico, questo già è un passo, ma dall'altra parte le imprese devono contribuire anche un sostegno economico, perché la città, quando viene chiamata all'appello, e Librino chiama all'appello, chiede la responsabilità anche agli imprenditori, che non devono andare a Librino solo a prendere appalti e gestione, ma l'imprenditore serio, non dico come me che non sono imprese in quel senso dei soldi, ma l'imprenditore deve anche restituire e rigenerare bellezza. allora, questa sorta di eredità spirituale e questo tappeto di rose che ci aspettiamo di vedere, piantato dai bambini, e quanto di più altruistico, bello e romantico Antonio oggi ci potesse raccontare. Io sono sicura che i bambini pianteranno le rose, perché i bambini hanno questa capacità enorme, tra l'altro chiamati a essere un po' responsabili, no? Perché la responsabilità affidata è una grandissima opportunità. Sono sicura che i bambini continueranno a piantare le rose. Allora, Assessore, parole interessanti, parole forti che condividete. Mi dice un po' nei punti in cosa si concretizza questo accordo, cosa farete? Diciamo che, come ho detto già in precedenza, l'obiettivo principale è quello di conservare questo patrimonio, il patrimonio che la Fondazione Presti ci ha donato non solo a noi come amministrazione, ma alla città, ai cittadini. Diciamo, l'obiettivo è quello di fare in modo che quest'arte, come cultura della bellezza, vada ad accrescere anche il senso di comunità, di appartenenza di quei cittadini. In un quartiere così difficile, quindi l'obiettivo è mantenere tutto questo patrimonio, e lo si può fare solo se c'è una vera sinergia tra amministrazione e tra fondazione. L'obiettivo è quello di dare il massimo supporto innanzitutto tecnico, quindi nelle difficoltà che possono riguardare la burocrazia delle progettazioni, ma anche supporto sulle forniture, perché spesso in un'area verde per poter mantenere in manutenzione tutto bisogna avere la fornitura idrica piuttosto che elettrica, quindi il nostro è innanzitutto un supporto tecnico e formale. E diciamo che su questo ci crediamo e ci puntiamo in maniera ferma. Sul Librino, oltre all'arte che ci sta dando grandissimi risultati e grandissimi messaggi a favore dei cittadini e delle persone di Librino, diciamo la Fondazione Presti dal punto di vista dell'arte, ma l'amministrazione qualcosa sul Librino
la sta facendo pure, perché l'obiettivo è quello di dimostrare che anche nei territori più difficili, anche nei quartieri più marginali, l'amministrazione comunque è presente. Abbiamo accolto, e l'obiettivo è quello di rilanciare il messaggio del museo, perché secondo me è vero, abbiamo un bellissimo museo, ma dobbiamo anche comunicarlo il più possibile, dirlo il più possibile non solo ai cittadini di Catania ma anche al di fuori della nostra città. Oltre l'arte stiamo cercando di dimostrare la nostra presenza con interventi concreti. Da poco a Librino, ad esempio, abbiamo avviato i lavori per ripristinare tutto l'impianto idrico degli orti urbani che si trovano proprio a Librino. Voi avete dato una forte comunicazione anche su questo, un messaggio importante per molti anziani di Librino che curano con grande passione e con grande benevolenza questi orti che erano purtroppo degradati, che oggi stanno rinascendo. Quindi al di là del museo, che per noi resta il pilastro di Librino, molti altri segnali sul territorio l'amministrazione sta cercando di dimostrarli sul campo. Allora, abbiamo finito il tempo. Come faccio adesso a salutare Antonio Presti? È difficilissimo. Allora, Antonio, grazie. Grazie Antonio Presti, a cui do amabilmente del tu da tanti anni, perché lui dà del tu al mondo praticamente, e quindi insomma spero di rivedere presto Antonio, ma soprattutto speriamo di venire noi a constatare di persona tutto quello che verrà fatto. La prossima opera che faremo è in corso il laboratorio con 10.000 bambini, e quando parliamo di 10.000 sono bambini 10.000, sono tanti. Sono tanti, e con le mamme, che sono le grandi madri di questo grande progetto. Inaugureremo il bellissimo cavallo alato dei sogni a settembre, che a settembre da una parte il cavallo alato restituisce la visione del sogno e dall'altra parte le rose del roseto di Sant'Agata chiederà al mondo, perché Librino è anche di fronte all'aeroporto di Catania. Certo. L'aeroporto di Catania avrebbe donato, perché da una parte c'è l'amministrazione, dall'altra parte c'è anche un ente aeroportuale che ha avuto donato anche l'ente aeroportuale, il museo a cielo aperto, potrebbe avere come biglietto da visita a Catania non solo il comune ma anche l'aeroporto, uno dei più grandi musei che parla della civiltà e della bellezza e che accoglie i turisti con l'abbraccio del pensiero e del sogno. Bene, allora chiudiamo così, Assessore, va bene? L'ultima parola di Antonio Presti, grazie tanto, ci rivedremo a Librino, in bocca al lupo e buon lavoro anche al Comune di Catania, che sia un sostegno per sempre a questa meraviglia che appunto è Librino a Catania. Noi a questo punto andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi andremo a parlare di un'iniziativa che coinvolge sempre i bambini, che sono il nostro futuro. A tra poco. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mercoledì un impulso instabile attraversa l'Italia, si sposta anche verso il centro-sud dove avremo dell'instabilità durante il giorno, ma la Sicilia ancora non sarà raggiunta, dunque la giornata di mercoledì vedrà ancora il sole protagonista con al più qualche nuvola sparsa, una ventilazione ancora nel complesso debole, mare dunque generalmente poco mosso. Anche le temperature si mantengono molto miti mentre caleranno sul resto d'Italia. In Sicilia si raggiungeranno ancora i 24-25 gradi su gran parte delle località. Poi giovedì questo impulso impegnerà un po' anche la Sicilia, si sposterà ulteriormente verso lo Ionio, favorendo un aumento dell'instabilità con qualche acquazzone temporale più diffuso sul settore tirrenico, ma nel corso del giorno qua e là anche sulle aree interne e localmente sul versante meridionale dell'isola. Temperature in calo per il rinforzo dei venti di Grecale, le massime non andranno oltre i 20 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ed eccoci qua, siamo tornati in studio a Buongiorno Sicilia, adesso ci colleghiamo con il centro commerciale Catanè di Catania. Un buongiorno a pochi minuti da una iniziativa, molto bella. Io prima dicevo, abbiamo parlato con Antonio Presti dei bambini che saranno protagonisti a Librino di iniziative bellissime, ma lì da voi fra poco si riempirà di bambini, perché i bambini saranno i protagonisti di questa iniziativa che avete voluto dedicare alla Giornata della Terra. Saluto in collegamento Rocco Ramondino, direttore appunto del centro commerciale. Buongiorno Ramondino, vedo Toni Di Stefano
È vero, Tony? Buongiorno a tutti. E vedo anche un altro volto del quale non ho il nome, ma immagino... La vince del direttore, la mitica Alessandra Roveccio. Oh, va bene, buongiorno vice. Allora, iniziamo subito dal direttore. Direttore, avete accolto questa bella iniziativa che è appunto curata, organizzata anche da Tony Di Stefano, perché voi siete abbastanza soliti a dare spazio ai bambini nelle varie iniziative. Oggi parliamo di Green Days, dunque diventa anche tu un ecoeroe. Mi dica come avete accolto e perché avete accolto questa iniziativa. Allora, il centro commerciale Catanè non è solo una realtà commerciale nella provincia di Catania, ma è anche una piazza. Oggi si parla di piazze, una piazza è il Catanè, una piazza che attrega e quindi noi non possiamo che aggregare e avere una attività anche di divulgazione, perché possiamo non solo fare attività di intrattenimento per intrattenere i nostri clienti, ma anche attività educative. E oggi che è la giornata mondiale della terra, perché non sfruttare questa occasione per promuovere delle attività sociali, cioè il green, il rispetto dell'ambiente, il rispetto delle nostre città, perché se partiamo dalle piccole azioni tutti possiamo fare la nostra parte per fare in modo che il mondo sia migliore per i nostri ragazzi. Allora... ci affianchiamo anche alle scuole per educare i nostri figli. Allora andiamo da Tony Di Stefano proprio per capire di cosa parliamo oggi, che cosa aspetta quali iniziative, quali attività di gioco e apprendimento nello stesso tempo attendono questi bimbi. Oggi i bambini, attraverso le varie attività che faremo, attraverso dei giochi, quindi li faremo divertire, capiranno quanto è importante oggi il mondo e come bisogna difenderlo. E attraverso questi giochi i bambini oggi diventeranno dei veri e propri ecoeroi. E quindi abbiamo dei giochi che abbiamo organizzato tempo fa, quando abbiamo parlato col direttore, lui mi propose questo evento. Eravamo veramente entusiasti di svolgere questa attività qui al Catanè, e ci saranno comunque 3 giochi dove i bambini accumuleranno punti e poi ci sarà una squadra vincitrice che vincerà una gift card sempre offerta dal centro commerciale Catanè. E quindi ci sarà ad esempio il bidone perfetto, dove i bambini dovranno prendere i rifiuti e andarli a mettere ovviamente nel giusto bidone, tra carta, plastica, umido e differenziato. Abbiamo poi un gioco interattivo che si chiama E tu lo sapevi, dove i bambini avranno un telecomando e dovranno indovinare le varie domande ovviamente del nostro presentatore, domande che saranno sia scritte ma anche ovviamente ci saranno delle immagini. In più ci sarà l'ultimo, è la vita dei rifiuti, ci saranno vari rifiuti e un tabellone con determinati tempi di smaltimento e i bambini dovranno prendere questi rifiuti e andarli a mettere nel giusto quadrato dove ci sarà il tempo di smaltimento corretto. Quindi i bambini acquisiranno ovviamente dei punti, alla fine ci sarà la squadra vincitrice e dulcis in fundo avremo anche il cosiddetto albero delle promesse. Ci sarà un albero sfoglio dove i bambini, dopo aver fatto una promessa di rispetto nei confronti ovviamente del nostro universo, del nostro mondo, del nostro pianeta, avranno la possibilità di avere dei post-it, faranno la promessa e attaccheranno ovviamente questi post-it nell'albero delle promesse come se fossero praticamente delle foglie. E da lì ovviamente diventeranno dei veri e propri ecoeroi. La giornata non si conclude ovviamente oggi, ma ai bambini verrà dato poi un sacchetto dove durante la settimana raccoglieranno i vari rifiuti e li porteranno sabato 25 e domenica 26 con i propri genitori, in modo tale da rappresentare ovviamente un ecoeroe e portare i rifiuti, smaltirli, e lì avranno ancora
altri regali ovviamente offerti dal centro commerciale. Quindi è un momento di divertimento. È una giornata meravigliosa. Allora, Assolutamente. vice direttore ovviamente del centro, sicuramente un centro frequentato dalle famiglie, no? Questo è indubbio, soprattutto nel fine settimana le famiglie con i bambini passeggiano tanto. Non sarà che in queste giornate quelli a dover mettere come dire, le promesse sull'albero sono anche i genitori, nel senso che in queste occasioni, no, anche per i grandi forse queste cose sono monito, sono insegnamento. Anzi, l'educazione parte proprio dalle famiglie, dalle istituzioni, dalle scuole. I genitori sono i primi che devono impartire queste educazioni, queste pillole di ecologia. Quindi venire con i genitori, mettere un fogliettino e fare una promessa è importante. Quindi ci auguriamo proprio che i genitori siano i primi a portare i loro bambini, anche perché l'evento continua anche nel pomeriggio, quindi stamattina con le scuole il pomeriggio è aperto a tutti i genitori e a tutti i bambini. Benissimo, allora... Sono i piccoli gesti che ci permettono di fare migliore il nostro mondo. Anche perché oggi i bambini saranno circa 250 bambini che torneranno a casa e che parleranno con i genitori, con gli amici, con i parenti. Quindi un piccolo gesto di 250 persone diventerà poi altri piccoli gesti che faranno la differenza. Allora Di Stefano, facciamo salutare il direttore, però un attimo perché siamo in chiusura di collegamento. Direttore, allora tante iniziative di questo genere certamente anche durante i prossimi mesi, no? Non vi fermate? Sì, ma ce ne sono tantissime. Noi diciamo dalle attività sportive alla legalità, avremo un evento a maggio legato alla legalità, cioè noi cerchiamo di fare anche divulgazione, cioè non essere solo un centro commerciale, ma di operare nel territorio dove esistiamo e dove lavoriamo. Bene, allora buona Quindi giornata perché sta per cominciare fino alle 13:30 oggi lì, insomma sarà una giornata davvero campale. Grazie davvero per questo collegamento e noi invitiamo tutti, vi aspettiamo anche pomeriggio. Grazie davvero e noi ci fermiamo per una pausa, poi andremo con il nostro Edoardo Sergi a Piazza Università a Catania perché oggi la giornata conclusiva che appunto riguarda il track, il tour dedicato alla Banca del Cuore 2026. Torniamo tra un attimo. Siamo tornati in studio, andiamo dritti sul track che è il cuore pulsante ed è, come dire, un termine che si usa perfettamente in questa situazione di quello che poi è un'iniziativa volta alla prevenzione cardiovascolare, iniziativa che si ripete di anno in anno con un successo veramente imponente. Quindi a te Edoardo Sergi con il tuo illustre ospite che saluto. Ciao Roberta, buongiorno. Insomma, sono le 9 e la situazione è questa dentro il track che si trova proprio qui in Piazza Università. Buongiorno professore Gulizia. Insomma, siamo prontissimi, sono già le 9 e c'è questa confusione, significa che le cose stanno andando benissimo. Da stamattina già avevamo 82 persone, come potete vedere in lista qua fuori dalla porta. Abbiamo fatto entrare i primi 20 alle 9 in punto, cercheremo oggi di farne almeno 150, l'ultimo giorno di track qui a Catania, poi domani sera si sposterà a Vittoria dove starà 3 giorni dal 24 al 26 e poi dal 28 al 30 a Trapani e concluderà il suo percorso in Sicilia per passare su un'altra isola che è la Sardegna e poi risalire nuovamente l'Italia fino a fine dell'anno. Dal 2015 c'è questo progetto? No, il progetto l'ho inventato nel 2015, dal 2015 al 2017 lo si faceva solamente negli ospedali. Dal 2017 abbiamo pensato di portare a casa degli italiani la prevenzione cardiovascolare e quindi abbiamo inventato questo Jumbo Track, il più grande ambulatorio di cardiologia che è esistente non solo in Italia ma è un progetto unico al mondo. Siamo il progetto più importante d'Europa, progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare Banca del Cuore sotto l'egida dell'Istituto Superiore di Sanità e facciamo la prevenzione a casa degli italiani, cioè andiamo proprio nel cuore delle città più importanti, più grandi e veniamo assaltati da migliaia di cittadini che ogni anno, sono più di 12.000 l'anno, fanno una prevenzione gratuita facendo uno screening di elettrocardiogramma, rischio aritmico,
prelievo dal dito, come potete vedere qui nel nostro ambulatorio, di ben 9 parametri, tutto il profilo lipidico, colesterolo, trigliceridi eccetera, della glicemia e dell'uricemia, non tanto per il problema renale che è molto importante, ma perché è uno specchietto, diciamo, per le allodole che ci dice se c'è infiammazione, e dove c'è infiammazione si può verificare infarto, ictus, ma anche cancro. Quindi fate una sorta di indagine preventiva e poi andate proprio con gli strumenti a capire quali possono essere le problematiche. Ma quanto è importante la prevenzione? Perché oggi è un po' l'esempio, no? Di prevenire e curarsi con un progetto gratuito, e non è sempre così. Certo, è fondamentale. Noi oggi le malattie cardiovascolari rappresentano la causa di morte prevalente e più importante non solo in Italia ma in tutti i paesi industrializzanti, lasciando dietro le malattie sempre ischemiche ma cerebrali e lasciando molto più dietro i tumori che fanno tanta paura ma di cui si muore fortunatamente sempre meno. Oggi le malattie cardiovascolari le possiamo prevenire, dobbiamo abbattere il colesterolo è la causa scatenante dell'infarto, dell'ictus, ma anche del cancro, e il colesterolo lo possiamo abbattere migliorando la dieta e prendendo i farmaci che lo riducono, ma poi soprattutto dobbiamo muoverci, dobbiamo combattere la sedentarietà, l'obesità, il diabete lo dobbiamo curare e l'ipertensione arteriosa. Se facciamo tutto questo azzeriamo il rischio. Robby, il prof Gulizia ti sente, quindi se domande da studio è pronto. Naturalmente, intanto lo saluto e lo ringrazio per questa intensità, no? Nel portare avanti un progetto che è cresciuto nel tempo, ce lo ricordiamo, lo abbiamo raccontato. Professore, fino alle 19 ci sarà tempo per poter avvicinare al track. Le chiedo, c'è in questo periodo, in questo tempo storico, questo 2026, c'è ancora una fascia d'età alla quale lei consiglia uno screening, oppure anche i giovanissimi, anche un po' tutte le età devono prestare attenzione alla prevenzione delle problematiche cardiovascolari? Assolutamente, lei ha detto benissimo, non c'è dubbio che i soggetti sopra 40 anni cominciano a essere quelli più a rischio per la parte ischemica, per l'ictus, per l'infarto, per lo scompenso, per la ipercolesterolemia, ma i giovani che affollano anche il nostro track, l'età media si sta abbassando sempre di più, devono assolutamente fare prevenzione. Lancio un messaggio importantissimo: noi vediamo un sacco di giovani in ospedale con cuori perfettamente sani che arrivano con malattie aritmiche cardiache, soprattutto fibrillazione atriale, ma anche tachicardie parossistiche, che sono frutto di una cattivissima abitudine. Vengono reclamizzate alcune bevande che mettono le ali, che purtroppo danno quello sballo e che sono di libera vendita, sono energy drink che purtroppo contengono una quantità incredibile di stimolanti come la caffeina, la teobromina, la teofillina, e che addirittura quando questi giovani li mischiano con superalcolici come il gin, la vodka, diventano dei cocktail esplosivi che gli fanno venire delle aritmie che possono anche essere fatali. Quando poi sentiamo ogni tanto che dei giovani improvvisamente con dei cuori sani hanno un'aritmia improvvisa e qualcuno ci lascia pure la pelle, purtroppo questo è quello che succede. Quindi io raccomando a tutte le famiglie, a tutte le mamme, ma soprattutto ai giovani sani, ai giovani che credono che oggi si può vivere senza sballarsi, di girare questo messaggio. Gli energy drink non fanno bene, fanno ammalare di cuore, fanno venire anche gli spasmi cerebrali. Vi prego ragazzi, sballatevi con una bella passeggiata, fate una corsa, divertitevi, andate a mare. Se dovete marinare un giorno la scuola per andarvene a mare, è che non succede niente, ma non usate energy drink e non mischiateli a superalcolici. Questo è un messaggio che mi sento di dire a tutti. Grazie, Robby, grazie, come vedi c'è una corposa fila. A breve entreranno tutti, quindi insomma lasciamo il professore al suo lavoro. Avrei piacere un attimo di far vedere Certo. anche i nostri collaboratori, L'equipe, se possiamo avvicinarci. Naturale, andate Edoardo, andiamo a vedere. Abbiamo i nostri medici.
Sono medici e infermieri della cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesi, ma abbiamo dei giovani anche della scuola di formazione infermieristica del Policlinico. Abbiamo la dottoressa Francese col maglione bianco, che è il presidente della sezione regionale dei cardiologi ospedalieri, che ovviamente con i quali organizziamo tutto questo. Abbiamo i nostri uomini del TRAC, abbiamo le nostre caposala che sono tutte quante qui volontariamente, grazie anche all'azione del nostro direttore generale, il dottore Giammanco dell'Arnas Garibaldi, che ci ha consentito e che ci consente da tanti anni di prestare la nostra opera di medici, di infermieri qui all'interno del TRAC, perché ricordo a tutti che i medici sono in rapporto di esclusività con gli ospedali e quando si fa volontariato bisogna essere autorizzati, quindi la lungimiranza anche dei direttori generali è estremamente importante, perché uniscono quello che è l'assistenza ospedaliera a quella che è la prevenzione sul territorio. Allora, Roberta, linea a te, lasciamo il professore al suo davvero lavoro, che ricordiamo e ringraziamo direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Grazie davvero a te Edoardo Sergi, buon lavoro professore e buon lavoro naturalmente a tutta l'equipe. Noi a questo punto guardiamo, come facciamo a quest'ora, come sempre le stelle, grazie a un collegamento prezioso. Restate con noi. Andiamo da Marco Amato e dunque andiamo a occuparci delle stelle e lì siamo tutti, ma proprio tutti curiosi. Buongiorno Marco. Buongiorno Roberta, ben trovata e buongiorno Sicilia. Buon trovato Marco. Allora, senti, io ho letto nelle note di oggi che parliamo del Diavolo Veste Prada 2. Ebbene sì, ci tenevo tantissimo prima o poi ad affrontare questo argomento. Sono un fan sfegatato della prima edizione, tanto da recitarne alcuni passi spesso nei miei intercalari. Allora, il Diavolo Veste Prada fu un successo mondiale, lo ricordiamo, del resto fu proprio quel punto d'incontro tra moda e cinema che ci ha fatto tanto sognare e che porta insomma con sé il ricordo degli anni d'oro di quella che fu la moda, con una strizzata all'occhio alla nostra Italia, ai suoi grandissimi sarti. Insomma, è un contenitore emozionale di cose meravigliose che poi diventano frasi del tipo fiori a primavera, avanguardia pura, non è una domanda e tante altre. Ma cosa determinerà questa seconda edizione per le stelle? Ebbene, intanto una veloce carrellata zodiacale degli attori. Anne Hathaway è una Scorpione, come Stanley Tucci, Pesci e Emily Blunt, Meryl Streep e Cancro, insomma un tripudio di segni d'acqua. L'acqua è l'elemento del sogno, dell'emozione, per cui è chiaro che è un cast di attori assolutamente trasmissivo, quindi in una parte ognuno si può vedere, è un po' uno specchio, ma quello che è importante è che esce il 1° maggio, quindi esce in Toro, quindi essendo zodiacale opposto diciamo alla natura Scorpione, che è quella prevalente nel film, il che significa che c'è un'aspettativa enorme ed infinita. Segno del Toro libero dopo il 26 aprile da Urano, per cui il Diavolo Veste Prada si scatenerà in una carrellata di prenotazioni e al botteghino sbancherà sicuramente. Detto questo, oggi vi racconto che la Luna è in Cancro, anche questa è una Luna da sognatori, una Luna che poi incontra Giove, che quindi si espande, la Luna è a casa sua in Cancro, quindi è fortissima. Cosa accade dunque? Ariete, un po' di stop sentimentale, il lavoro c'è, la carriera pure, ma ora dovete pensare anche ai sentimenti. Toro, ottima configurazione per voi, perché riuscite di nuovo finalmente a essere istrionici, creativi. Venere si congiunge a Urano negli ultimi gradi del vostro segno zodiacale, quindi anche da voi originalità e un po' di svecchiamento. Gemelli, la Luna oggi vi dà delle prospettive un pochino più oggettive, dovete pensare un pochino più all'economia, alla sintesi e soprattutto a puntare sulle persone giuste. Cancro, potentissima è la Luna oggi da voi, per cui
forti come non mai, affrontate invece inversamente un problema lavorativo con una soluzione intelligente che vi avvantaggia. Leone, per voi non si parla di rinunciare a niente, anzi un leone redivivo e curioso che si guarda meglio intorno e che punta in maniera diversa sulle sue relazioni. Vergine, ottima luna per voi oggi, confortevole e soprattutto accompagnata da qualcuno di prezioso. Oggi la giornata e mattinata sarà particolarmente produttiva a livello lavorativo. Bilancia, luna in Cancro, una luna di quadratura, in più le opposizioni planetarie che sembrano essere forti dall'Ariete, per cui la Bilancia dovrà perdere un pochino di formalità ed essere un pochino più autentica. Scorpione, potentissimo segno zodiacale che oggi la luna bacia in un meraviglioso trigono, per cui oggi una creatività è anche un viaggio, uno spostamento, qualcosa che arriva da lontano. Sagittario, segno del lontano, voi positivissimi trigoni dall'Ariete, a voi per adesso va di nuovo tutto bene, quindi sorridete. Capricorno, un progetto molto impegnativo di cui oggi valuterete anche i pro, i contro e le prospettive. In amore il trigono di Venere vi sostiene sempre. Acquario, per voi oggi, che voi siete il segno della fantasia, oggi è dedicato al sogno dalla luna, per cui oggi potete essere più creativi e sorprendenti che mai. Venere in Toro farà cadere in questa settimana qualcosa di inaspettato. Pesci, per voi oggi la luna è di trigono, è meravigliosamente solida, per cui i pesci si danno alla passione e un po' misteriosamente latitano un po'. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Roberta, buongiorno Sicilia. Ciao Marco, buongiorno a te e adesso torniamo con Lorena che sorride. C'è una bella notizia in chiusura? Sì, c'è una notizia un po' che ci racconta anche di cose belle. Questo è un eroe dei nostri giorni. Andiamo a conoscere il brigadiere Giuseppe Coscia, eccolo qua, che ha convinto un ragazzo a non buttarsi da una scogliera a Numana, siamo ad Ancona. Si è ammanettato a questo uomo che voleva farla finire, gli ha detto se ti butti io muoio con te. Il carabiniere gli ha detto che aveva un figlio piccolo e questa è stata la cosa che ha fatto scattare la molla a questo ragazzo, che ha deciso di rinunciare. Sembrava fino a quel punto una statua di sale. Gli ho detto, racconta questo brigadiere, che la vita è bella e se mi potevo avvicinare, ma lui era come paralizzato. Poi invece si è sbloccato e pensate che questo carabiniere non era nuovo, non è nuovo a questi salvataggi, evidentemente ha questa particolare empatia con le persone nei momenti di difficoltà. Nel 2020, in pieno Covid, riuscì ad afferrare un ristoratore che voleva buttarsi, in quel caso da un ponte alto 10 metri, l'abbracciai forte e si mise a piangere. A volte questi momenti di disperazione, magari causati anche da difficoltà pratiche, come nel caso del ristoratore, un abbraccio, la vicinanza di una persona aiuta a superarli. Grazie, grazie Lorena. Finiamo qui la nostra puntata di oggi di Buongiorno Sicilia. Il nostro appuntamento si rinnoverà come sempre domani mattina alle 8. A tutti una buona giornata.